via, vieni vicino a giocare la palla, eccola lì. Bene, giusto. Adesso Una splendida mattinata di sole ha accolto sui campi della Colmata Amara a Chiavari le squadre partecipanti alla fase provinciale della Danone Nation Cup, competizione di calcio femminile riservata ad atlete under 12. Sampdoria A, Sampdoria B, Virtus Entella A, Virtus Entella B, Genoa e la Spezia. Le prime due di ogni giro, di questi due gironi vanno a fare la fase regionale che giochiamo sabato su questo campo. È tutto in preparazione per la fase interregionale che si gioca il 24 e 25 ad Alessandria. Le due prime classificate di Alessandria andranno a fare i nazionali. Una sfida suddivisa in 2 gironi a 3 squadre, al termine della quale si sono qualificate per la finale regionale Entella A, Sampdoria A, Genoa e Spezia. Nel contesto del torneo è stato assegnato il premio Fair Play all'atleta Alessia Borgetti del Genoa. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno ribadito come il movimento calcistico femminile stia prendendo sempre più piede anche nella nostra regione. Lo dimostrano i dati che abbiamo un movimento in crescita, l'abbiamo visto domenica a Torino allo Juventus Stadium con 40.000 persone. In Liguria si sta lavorando molto bene, le squadre prof sicuramente sono leggermente più avanti rispetto ai dilettanti, però con il nostro supporto che costantemente con i miei collaboratori dello staff tutti i giorni o almeno settimanalmente ci muoviamo sui campi dei dilettanti per far crescere il movimento. anche nel nostro Levante, no? C'è una presenza importante. Assolutamente sì, abbiamo la Virtus Entella con cui collaboriamo, addirittura martedì saremo qua con lo staff dell'Under 15 della selezione Under 15 per far vedere ai tecnici come si lavora e come lavorano le nazionali. Genoa-Sampdoria? Genoa e Sampdoria crescono bene, il Genoa Under 17 accederà alle fasi finali, è riuscito a passare alle fasi finali del campionato nazionale e come tutte le squadre prof sicuramente hanno una marcia in più e quindi sul lungo periodo lavorare bene dai suoi buoni frutti.